Quante volte avrai pensato di non avere nulla da rubare, oppure che il ladro non venga proprio da te e quindi ti basta un allarmino di quelli semplici, easy, non c'è bisogno di fare una banca, il mio non è un cavò, questo mi dicono tanti clienti. Nel video di oggi voglio darti un'altra chiave di lettura e presentarti una sorpresa. Ciao, sono Davide Marcomeni e da 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor, nonché autore della guida antifurbo. E oggi voglio proprio presentarti la guida che ho preparato per te. E no, pensare che da te non venga nessuno perché tanto non c'è niente da rubare è il primo e il più grave errore che tu possa commettere. Ecco cosa devi sapere per scegliere consapevolmente. 1. Il funzionamento delle tecnologie della rilevazione. Quali sono quelle più sicure e quelle invece più facilmente eludibili? 2. Le tecniche di elusione utilizzate dai ladri, ovvero tutti quei sistemi che i ladri utilizzano per entrare nelle nostre case eludendo le nostre difese, sia attive che passive. 3. Valutare il grado di rischio. Ogni edificio, infatti, è soggetto ad un determinato fattore di rischio in base all'ubicazione e ai beni in esso contenuti. 4. I livelli di prestazione degli allarmi antifurto, perché gli allarmi non sono tutti uguali, ma vengono suddivisi in livelli di prestazione in base a dei fattori che dovresti conoscere per poterli scegliere consapevolmente. 5. Le norme. Sì, perché il settore degli allarmi è un settore ben normato e le norme ci vengono in aiuto inequivocabilmente, ci danno una grande mano per poter scegliere consapevolmente il nostro impianto di allarme e distinguere ciò che funziona da ciò che non funziona. Io ho provato a mettermi nei panni di una delle tante persone che ha bisogno di aumentare il proprio livello di sicurezza, che ha bisogno di dare maggior sicurezza alla propria famiglia. Ci ho provato davvero. Ecco perché ho creato Guida Antifurbo, per darti tutte le informazioni di cui hai bisogno in modo chiaro e semplice. E l'ho fatto grazie a 20 video nei quali ti spiegherò tutto quello che devi sapere prima di farti fregare dall'imbonitore di turno. Questi 20 video conterranno riferimenti normativi, gradi e livelli di prestazione, i diversi gradi di rischio, i livelli di prestazione degli sistemi di allarme e rapina, come si progetta un impianto di allarme, da chi dovrebbe essere realizzato un impianto di allarme, quali componenti utilizzare, quali tecnologie garantiscono maggior sicurezza e quali invece sono più facilmente eludibili, come capire se l'interlocutore sta tentando di fregarmi. Ebbene sì, poiché in circolazione ci sono tanti venditori ai quali interessa solo propinarti un prodotto che non ha nulla a che vedere con la tua sicurezza, ma tanto altro ancora. Quindi non aspettare
Vai subito al link qui sotto per non perderti l'offerta che ti ho riservato. Scegli di non farti fregare. Scegli Guida Antifurbo. Ciao!